Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati con noi e ci fa piacere riavere dopo un po' di tempo qui con noi in studio Daniele Tronco, grazie segretario di essere qui con noi, segretario generale SPCGIL Venezia, città metropolitana di Venezia sostanzialmente, accompagnato dalla dottoressa Barbara Bonvento, ricercatrice IRES Veneto. E allora, questa volta, in collaborazione con lo SPCGIL regionale, mettiamo un focus in un territorio. Capita spesso che abbiamo delle lenti di ingrandimento in vari ambiti territoriali, questa volta è la città metropolitana di Venezia. Anche in passato abbiamo avuto l'occasione di parlarne, ma il tempo passa effettivamente, e quindi per quel che riguarda le questioni sanitarie, io dico sempre sociosanitarie perché sarebbero messe insieme, ma poi la parola darò al segretario. Come va a Venezia? Conta dove ci si trova? Oppure non è così rilevante? Come percepiscono anche, come percepite voi cittadini veneziani la sanità? Vicino a voi, efficiente, in qualche modo assolve quelle che sono le vostre esigenze, istanze, o ci sono delle problematiche? Sostanzialmente tante domande sono state poste proprio in questa ricerca che è stata coordinata dalla nostra dottoressa. Però, seguiteci quindi che è importante. Segretario, da che cosa parte questa ricerca, e poi la città metropolitana che è emblematica nella sua diversità, perché abbiamo Venezia insulare, Venezia terraferma, insomma ci sono tanti ambiti diversi, poi la provincia, insomma il territorio. Sì, allora intanto bisogna dire che l'IRES, cioè l'Istituto di Ricerca, è da un po' di tempo che lavora sui temi sociosanitari, ha fatto già diverse analisi, ricerche per analizzare appunto la situazione della nostra regione e anche della nostra provincia. Nell'ambito di queste ricerche noi abbiamo chiesto all'IRES di farci un focus su la città d'acqua, cioè la città insulare. Venezia, banalmente detta centro storico, ma in realtà è la parte oltre il ponte, insomma la parte acquea della nostra città, perché è del tutto evidente, questo per qualsiasi persona che è andata a Venezia lo può percepire. Venezia è un unicum mondiale e le persone che ci abitano vivono situazioni in modo particolare sul campo dell'accessibilità ai servizi di una certa pesantezza e gravità. Poi bisogna sempre tenere presente che nella città d'acqua c'è stato in questi anni un invecchiamento molto consistente delle persone, perché le persone più giovani si sono trasferite a Mestre o nella prima periferia della città e sono uscite sono rimaste molte persone anziane, c'è un invecchiamento molto elevato e accompagnato poi tra l'altro anche da una presenza turistica massiva che rischia di essere oramai una monocultura industriale, anzi commerciale, del turismo. E quindi abbiamo pensato, assieme alla CGIL e alla funzione pubblica, di fare un focus, un punto di analisi della situazione dei servizi, dell'accessibilità, e abbiamo chiesto attraverso appunto l'istituto di ricerca, fatto dei focus group sia con i cittadini pensionati e con domande ad hoc, sia fatte telefonicamente o anche direttamente nei punti più significativi di ritrovo, e anche con i dipendenti della sanità pubblica che lavorano a Venezia, che vivono anche loro una situazione particolare, perché pensate, fare i turni in una città dove la mobilità è molto difficoltosa, eccetera, non è una situazione semplice. Poi abbiamo situazioni che abbiamo anche in altre parti della provincia, cioè di carenza di medici di base, di medici generici, i cosiddetti medici di famiglia, che ovviamente anche lì in una città come Venezia pesano in modo molto
Ovviamente Venezia ha una rete di servizi storicamente consolidata e anche per questo, insomma, il lavoro che ha fatto l'IRES, che non è un lavoro, diciamo, che non si ferma solo alle apparenze, ma anche entrata nello specifico, dando merito dove i servizi funzionano e invece rilevando dove che invece i servizi o non funzionano o sono percepiti come non funzionanti. Ecco, voi come sindacato che cosa è che riscontravate? Lei poi appunto ha avuto un'esperienza territoriale e regionale, quindi ha anche un occhio prospettico più attento. Che cos'è che non funziona o che cosa potrebbe andare bene, in base anche alle domande dei cittadini? C'è un tema che riguarda proprio le difficoltà di mobilità e di spostamento proprio delle persone. Pensi a un'emergenza, anche se lei è in terraferma, a una persona che si sente male di notte, scende, prende la macchina, anche senza chiamare il 118, va all'ospedale. A Venezia questa cosa difficilmente si può fare. Quindi è legato al posto. Certo. Un po' infatti la ricerca si chiama il posto conta. Poi c'è anche da precisare che tutti i posti contano, perché in realtà il riassetto del sistema sociosanitario del Veneto e della nostra provincia ha dei punti di criticità, perché se tu concentri, adesso faccio l'esempio di Chioggia che ha se tu concentri tutte le attività, penso che uno ha bisogno di fare una serie di chemioterapia, che deve andare da Chioggia all'Angelo per fare questa prestazione, o a Padova, com'è che si muove? Cioè, se è una persona anziana, per esempio, e noi abbiamo per esempio tutta una rete si è attivata una rete di trasporti sociali che per quanto ci riguarda è curata dall'Auser, che è in parte finanziata dalla Regione, ma per dire la gravità e la pesantezza di una roba. Il posto conta, a Venezia conta molto di più di altri posti per la configurazione logistica della città e anche il riassetto del sistema, che è frutto di un'azione che la Regione ha messo in campo. Lei si ricorda quando siamo venuti a parlare delle schede sanitarie, e quindi del riassetto, sposti un reparto, sposti un'attività, tenga conto che abbiamo anche il problema opposto a Venezia Mestre, perché molte delle prestazioni che vengono fatte all'ospedale civile costringono le persone da Mestre andare in città d'acqua per fare la prestazione nei vari siti dove questa è possibile. C'è anche non solo all'interno della città, ma anche in una dinamica più territoriale di difficoltà che registriamo con le liste d'attesa che continuano ad allungarsi, dove stiamo facendo anche lì, abbiamo raccolto quasi 20.000 firme di protesta di cittadini proprio sui temi delle liste d'attesa, che sono, ahimè, una delle problematiche che oggi abbiamo. All'Angelo, per fare una prestazione, anche una catarata, ormai vai sui 14-15 mesi d'attesa, e una catarata privatamente ti costa 4-5 mila credo che sia euro. una questione Parlo estesa. per quanto riguarda le persone anziane, ma poi insomma tutti i cittadini sono coinvolti, perché la malattia certo è più significativa nelle persone anziane, però anche i cittadini normali, poi chiaramente anche i dipendenti ne pagano le conseguenze, perché poi la gente si arrabbia, si scarica sulla prima persona che ha di fronte e registriamo quell'odioso diciamo anche atti di violenza verso infermieri e medici nelle strutture. Infatti, prima a questo punto, prima di far parlare la dottoressa, che vorrei dedicarle tutto il tempo, quindi un po' chiudiamo anche questo discorso, a fronte di questa ricerca, a voi queste ricerche servono normalmente, perché l'IRES più volte collabora con voi poi fate delle istanze, a volte delle raccolte firme, vi muovete nei confronti degli enti competenti, qui abbiamo la Regione, se non erro, per quel che riguarda
riguarda questi aspetti per cercare di risolvere quelle che emergono come criticità, problematiche. Cosa pensate, visto che i risultati già li saprete, noi li sapremo tra non molto, di poter fare? Sì, allora, ripeto, la ricerca è come tutte le ricerche, deve essere obiettiva ed è un'analisi oggettiva. Ma infatti loro sono... e quindi va detto che nella città d'acqua, anche per cose che si sono strutturate nel corso del tempo, necessariamente c'è una presenza di un sistema dei servizi molto radicato sul territorio, e quindi perché bisogna sempre distinguere tra cose percepite e cose reali, e la cosa che a me ha impressionato è che i ricercatori hanno colto tutti questi aspetti. Certo, per noi il tema, ci sono alcuni temi, alcuni filoni principali, cioè la collocazione per esempio dei servizi sul territorio, bisogna migliorare. L'interfaccia ce l'abbiamo con l'USL 3, che è l'USL competente su questi temi. Per quanto ci riguarda come pensionati, abbiamo un tavolo anziani con l'USL 3 che tra l'altro si riunisce anche fra qualche giorno, che abbiamo attivato all'epoca del Covid, ma che ci serve anche per fare poi proposte concrete in favore di queste persone. Ecco, allora io vorrei cominciare con la ricerca, però chiedo alla regia se possiamo andare in pubblicità, perché così dopo non interrompiamo la dottoressa e partiamo e possiamo seguire anche il fisiologico, perché è molto interessante. Effettivamente ci sono delle domande anche che secondo me potreste anche voi stessi porvi come domande per così ipotizzare delle risposte, può essere veramente anche utile. Allora andiamo in pubblicità qualche secondo, restate sul canale 19 e noi ci vediamo tra poco.